GR, Giornale Radio del Veneto. Adolescenti tra violenze e rischi del web, come riconoscere i disagi e aiutarli, le ricette per educatori, allenatori ma anche baristi. Adolescenti e violenze di genere, dalla discriminazione allo stare bene insieme, è il titolo di un convegno che è in corso a Vicenza, un incontro che vuole fornire agli adulti che hanno a che fare con ragazzi e ragazze gli strumenti per capirli e aiutarli, coinvolti insegnanti ma non solo, anche allenatori e baristi, insomma tutti coloro che ogni giorno possono individuare quelle sacche di disagio tra gli adolescenti che spesso sfuggono alle famiglie. Sentiamo. Controllo del telefono, dell'abbigliamento, induzione a compiere atti per cui non ci si sente ancora pronti, violenza psicologica e fisica sono alcune delle modalità in cui si manifesta quella che gli esperti chiamano teen dating violence, la violenza di genere tra adolescenti. Un tema che vede purtroppo gli adulti di riferimento del mondo giovanile quasi sempre privi di strumenti sia per interpretare sia per agire. Per questo fra settembre e ottobre nel Vicentino si terranno 3 incontri promossi da altrettante amministrazioni locali e finanziati dalla consigliera di pari opportunità della provincia di Vicenza. 3 occasioni destinate ad allenatori, animatori, baristi, gestori di centri giovanili e in seconda battuta anche insegnanti e genitori, ossia a tutti quegli adulti che per ruolo sono un riferimento per gli adolescenti, anche se magari inconsapevole. Marta Pietrobelli, ricercatrice, violenza sulle donne, non solo femminicidio, anche tra gli adolescenti si nasconde questa piaga. Certamente, appunto, la violenza contro le donne non attiene solamente al mondo degli adulti, ma anche purtroppo nel mondo delle relazioni tra gli adolescenti. Alcune ricerche ci dicono che la violenza non è solamente la violenza fisica, quindi l'atto che si vede, la botta, la percossa, ma anche e soprattutto la violenza psicologica, vale a dire l'umiliazione, il controllo del telefonino, il controllo delle azioni quotidiane. Poiana Maggiore, Vicenza, Davide Calimani, TGR Veneto.